Silvio Cuffaro ha deciso di candidarsi come sindaco al comune di Raffadali. Ecco, quali sono le ragioni di questa sua scelta? Guardi, io ritorno più determinato che mai a fare il sindaco di Raffadali perché in questi 3 anni molti cittadini me l'hanno chiesto e mi hanno caricato di una responsabilità che non avevo, era quello di aver abbandonato Raffadali e di non esserne più riproposto. E quindi oggi sono qui pronto a ripropormi con la mia faccia, la mia esperienza, la mia professionalità, la mia storia per cercare di completare ciò che non sono riuscito a portare a termine e che ancora non è stato completato, per rifare nuove progettualità, per creare nuovi posti di lavoro, per cercare di rimettere in moto l'economia, per cercare di attrarre e portare finanziamenti a Raffadali, per cercare di riportare grandi eventi come una volta Edoardo Bennato, Antonello Ventitti, la Tatangelo e altre manifestazioni che ormai da tanti anni Raffadali non vede, e per cercare di ripulire Raffadali dall'amianto che sta portando distruzione e morte in tutte le famiglie e tante altre cose ancora. E con le priorità del suo programma, i primi 3 punti da gestire e con cui catturare il voto del popolo raffadalese. Guarda, cercherò in tutti i modi di rimettere in moto l'economia, già sto studiando e ho trovato il modo come farlo, cercare di aiutare i privati a spendere i risparmi che hanno, avendo un aiuto da parte del comune, e quindi rimettere in moto l'economia, lavoro. Un'altra cosa, cercherò in tutti i modi che a Raffadali non vengano messe i contatori dell'acqua, perché è giusto che Raffadali continui a pagare come stiamo facendo adesso in modo forfettario. Vorrei per l'occasione adombrare e cercare di togliere le bugie che dicono i miei avversari. Guardi, io ho qui proprio la determina dirigenziale del commissario del 30 gennaio 2009, basta inquadrarla: trasferimento impianti ed infrastrutture di proprietà gestite come Raffadali a Girgenti Acque, per dimostrare che il sindaco Cuffaro nel 2009 non ha consegnato le reti a Girgenti Acque, per l'occasione è stato commissariato dalla regione, come una bugia che viene adombrata ogni campagna elettorale, come che è una bugia che l'Ato Idrico in Sicilia le ha recepite la normativa nazionale del governo Cuffaro, perché è stato il governo capo di casa. È una campagna elettorale in cui cercano di, non vorrei usare un termine brutto, ma di prendere voti dicendo delle bugie, e io sono qui con la mia semplicità, voglio dire le cose come stanno, non voglio dire bugie, voglio avere un confronto leale con il mio avversario, ammesso che voglia con me confrontarsi sui programmi e sulle cose che ognuno di noi vuole fare a Raffadali.